qui con mister Leonardo Marino, allenatore del Mazzara. Mister, da quali certezze può ripartire questa squadra? Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutta la società Castelbuono, che oggi ci hanno trattato in maniera eccellente, veramente dei signori. La squadra hanno vinto 3-0, ma potevano fare ben più largo il risultato. Quindi complimenti per l'ospitalità e tutto il resto. Ripartiamo da come siamo rimasti circa una settimana fa, cioè che sono arrivati già 5 giocatori, altri 5 arriveranno in settimana e altri 5 arriveranno prima del 2, diciamo. Iniziamo il 27 con quelli che ci sono e poi ci sono vari stranieri che sono andati pure via perché ci sono le feste e da lì ripartiamo. Ripartiamo con la consapevolezza che sarà un 2024 molto duro, ma faremo di tutto per portare questa squadra alla salvezza. Faremo di tutto, ci giocheremo tutto quello che possiamo fare. Poi se viene bene, se non viene, come dico sempre, pazienza, ma noi ci metteremo il massimo. Mister, cosa ha convinto lei ad accettare l'offerta di tornare nuovamente al Mazzara in una situazione caotica? Questa domanda diciamo che è la domanda che mi fanno tutti. Prima di ogni cosa me la fa mia moglie questa domanda, chi te l'ha fatto fare? Allora, io quando mi hanno chiamato, onestamente la squadra non era tutta smantellata, c'erano 5-6 che erano rimasti. Non voglio fare no perché non è giusto. Poi anche loro hanno deciso di andare via e lì ho fatto due conti, ho parlato con la società e la società mi ha detto: mister, se vuoi rimanere, rimani, se vuoi andare tu, vai pure tu. Noi dobbiamo fare la squadra, noi ci crediamo. E allora ho detto io, se voi ci credete io ci credo, perché io da solo, io non sono Mago Merlino, io sono Dino Marino, ci vogliono i mezzi per lavorare, se ci sono i mezzi io farò di tutto per salvare questo Mazzara e mi hanno rassicurato che ci saranno i mezzi, vediamo. Con questo le auguro buon Natale e un buon proseguo di campionato dal 7 gennaio che vi verrà, vi affronterete il Castellammare in casa. Sì, il Forte Castellammare. Voglio fare un sereno Natale e un felice anno nuovo alla città di Castelbuono, a tutti i tifosi e specialmente ai nostri tifosi mazzaresi. Grazie mister. Grazie a voi.